Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. Oggi è martedì 10 marzo 2026. Partiamo con i nostri titoli. Apertura sulla crisi internazionale. Donald Trump sente Vladimir Putin. Rilancia l'ipotesi che la guerra contro l'Iran possa avvicinarsi a una fase conclusiva. E intanto in Italia Sergio Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Segno che il fronte iraniano non è più soltanto una crisi lontana, ma una questione che tocca sicurezza, energia e interessi strategici anche del nostro paese. Poi il portafoglio degli italiani. Benzina e diesel continuano a salire. Il governo studia uno scudo anti-rincari e la Lega spinge sulle accise mobili per proteggere famiglie e imprese. Sul fronte interno, Giorgia Meloni rompe gli indugi, ci mette la faccia e chiama gli italiani al sì sulla riforma della giustizia, mentre il fronte del no difende un sistema che per molti non vuole cambiare davvero. Parleremo poi della linea della Lega sul fronte sud. Più sicurezza, più controlli e stop agli sbarchi, con una strategia che lega sicurezza internazionale e sicurezza interna. E ancora il caso Salvini. Dopo l'assoluzione dei contestatori di un suo comizio e la domanda politica che resta aperta sul clima di aggressività contro il leader leghista. Infine la casa, il risparmio, la proprietà privata. Oggi a Strasburgo il voto sugli emendamenti firmati anche da Ilaria Salis sul tema degli sfratti e dell'occupazione degli immobili. E ora via, si comincia. Trump stringe il cerchio. Il Quirinale alza la guardia. Donald Trump torna al centro della scena internazionale. L'ex presidente americano ha parlato con Vladimir Putin, rilanciando l'idea che la guerra contro l'Iran possa entrare in una fase decisiva più rapidamente del previsto. A Roma, intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, segnale che la crisi non riguarda solo la geopolitica, ma anche la sicurezza nazionale italiana. Il messaggio politico è evidente. Mentre l'Europa appare spesso lenta e divisa, sono ancora gli Stati Uniti a muovere le leve principali della strategia occidentale. Per l'Italia, la priorità resta proteggere cittadini, rotte energetiche e stabilità interna. Benzina, basta salassi. Accise mobili, Lega in trincea. E ora cambiamo argomento e parliamo di economia. La crisi internazionale si riflette direttamente sulla vita quotidiana degli italiani. Benzina e diesel continuano a salire e il governo sta valutando l'introduzione delle accise mobili per contenere l'impatto dei rincari. Il Ministero delle Imprese ha già acceso i riflettori su possibili anomalie nei prezzi praticati da alcune compagnie petrolifere. Per la Lega il tema è chiaro. Famiglie, pendolari e imprese non possono pagare due volte, prima per gli errori strategici europei sull'energia e poi per le speculazioni sui carburanti. Meloni rompe gli indugi. Sì alla riforma, no in trincea. E restando sul terreno della politica italiana, arrivano le parole della Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni entra direttamente nella campagna per il referendum sulla giustizia. Con un videomessaggio, la Premier ha ribadito che il voto non è un giudizio sul governo, ma una scelta sul futuro del sistema giudiziario italiano. Secondo la maggioranza, la riforma è necessaria per riportare equilibrio e responsabilità nella magistratura. Il fronte del no, invece, teme che i cambiamenti possano ridurre l'autonomia delle toghe. Fronte sud, linea dura. Sicurezza interna, stop sbarchi. E continuando a parlare di sicurezza, lo sguardo si sposta sul fronte migratorio. La crisi in Medio Oriente ha conseguenze anche per l'Italia. La Lega ha ribadito in Parlamento la necessità di rafforzare la sicurezza nazionale e di collegare le tensioni internazionali al controllo del territorio. Tra le proposte avanzate, maggiore presidio delle frontiere, contrasto alla radicalizzazione islamica e stop agli sbarchi illegali.
Secondo il partito di Matteo Salvini, la sicurezza esterna e quella interna sono ormai due facce della stessa medaglia. Salvini, doppio standard. Assolti i contestatori, resta l'odio. E restando sul terreno politico, torna al centro del dibattito anche il caso Salvini. 3 giovani sono stati assolti per gli scontri avvenuti durante un comizio del leader della Lega a Cava dei Tirreni nel 2020. La sentenza va rispettata, ma il caso riapre il dibattito sul clima politico che spesso accompagna le iniziative del vice premier. Secondo molti esponenti del centrodestra, negli ultimi anni si è tollerato troppo. Contestazioni aggressive, assedi ai comizi e una narrazione politica che tende a minimizzare quando il bersaglio è Salvini. La casa nel mirino. Oggi a Strasburgo il voto sugli emendamenti Salis. E ora cambiamo di nuovo scenario e guardiamo all'Europa. Oggi il Parlamento europeo vota il rapporto sulla crisi abitativa. All'interno del testo sono stati presentati anche 2 emendamenti firmati da Ilaria Salis. Il primo riguarda la gestione delle occupazioni di immobili vuoti, mentre il secondo propone nuove tutele contro gli sfratti per chi non riesce a pagare l'affitto. Per la sinistra è una battaglia sul diritto alla casa. Per il centrodestra il rischio è trasformare la tutela sociale in un attacco alla proprietà privata e al risparmio delle famiglie. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Bollette, il conto degli errori. Su energia e guerra pagano famiglie e imprese. E ora passiamo ai nostri approfondimenti. La crisi energetica non nasce soltanto dalla guerra. In un'intervista a ilsussidiario.net, l'economista Nicola Rossi spiega che il problema deriva anche da anni di scelte incomplete e ritardi strategici. Secondo Rossi, l'Italia avrebbe dovuto investire prima su più fonti energetiche, produzione nazionale, sviluppo delle rinnovabili e ritorno al nucleare. Oggi il rischio è che il costo delle scelte mancate ricada su famiglie e imprese. Il no e il blocco di interessi, Zacchera. Attorno alla riforma si saldano mondi ostili. Restando sul tema della giustizia, uno sguardo alle dinamiche politiche del referendum. In un articolo su ilsussidiario.net, Marco Zacchera analizza il fronte del no alla riforma. Secondo Zacchera, attorno alla difesa dell'attuale sistema si starebbe formando un blocco politico e culturale che va oltre la semplice opposizione parlamentare. Una convergenza tra sinistra, attivismo politico e gruppi che vedono nella magistratura un alleato contro le politiche su sicurezza e immigrazione del centrodestra. Germania, i Verdi si travestono. Laudisi, rubano il centro, ma AfD continua a salire. E spostandoci ora in Europa, guardiamo la situazione politica tedesca. In un'intervista a ilsussidiario.net, l'analista Edoardo Laudisi spiega che i Verdi hanno vinto nel Baden-Württemberg adottando un linguaggio più moderato verso il ceto medio. Intanto però AfD continua a crescere, segno di una trasformazione profonda del panorama politico tedesco. Ex Ilva, senza acciaio, si muore. Cazzola, magistratura e inerzia soffocano Taranto. E chiudiamo con l'economia e l'industria italiana. Il futuro dell'ex Ilva di Taranto resta incerto. In un articolo su ilsussidiario.net, Giuliano Cazzola descrive una situazione complessa tra contenziosi giudiziari e problemi industriali. Nel frattempo, il fondo americano Flex Group avrebbe confermato l'interesse per l'acquisizione dello stabilimento. La domanda resta aperta. Quale futuro industriale vuole davvero l'Italia per uno dei suoi impianti strategici? E con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Radio Libertà e il sussidiario.tv torna domani. Un saluto e buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio